Cominciamo, la parola a Claudia Cavaliere. Benvenuti a Miss Perla Veneto 2022. Buonasera e benvenuti a tutti. Siamo arrivati alla 10ª e ultima tappa di Miss e Lady Perla Veneto. Ci troviamo qui in questa accogliente location, ovvero il ristorante Dalla Valentina qui a Molina di Mano, dove appunto ringraziamo il titolare Angelo che ci ospita per la seconda volta e per avercela messa a disposizione appunto per la seconda volta. Ma andiamo avanti, questa state ben attenti, è l'ultima possibilità per le nostre concorrenti di essere presenti in finale regionale che si terrà il 15 di ottobre e si svolgerà appunto a Schio. La destinazione ve la svelerò alla fine. Un ringraziamento speciale lo facciamo alla Charlie Evans di Charlie Fornasa di Schio, che è ovvero l'art director di questa serata e l'organizzatore di questo concorso di bellezza insieme a Domenico Poggiana per la parte commerciale, che parleremo poi a fine serata con lui. Un ringraziamento facciamo anche alla nostra Graziella Scortegagna che gestisce il backstage, il videomaker Odino e anche il fotografo ufficiale della serata Ettore Zampetti. Grazie mille. Un applauso direi a queste persone. Sofia, lei è la prima madrina, 18 anni, viene da San Vito di Leruzzano e ha vinto la seconda tappa presso il ristorante discoteca Villa Bonina. Facciamole un applauso. Poi abbiamo Gloria Rosa della parte per le lady. Gloria Rosa, 44 anni di Montetto Maggiore, che ha vinto la 7ª tappa a Montegrotto Terme presso l'Hotel Mioni Royal Hotel. La nostra madrina, avendo vinto l'ultima tappa, avrà un'entrata un po' in scena. Salire con questa bellissima Maserati che sta arrivando. Nel frattempo ve la presento, lei è Deborah Totene, ha 47 anni, viene da Bassano de Grappa e ha vinto la 9ª tappa a Romano de Zerino presso la Villa Stecchini. Eccola qui, la nostra Deborah, grande applauso!
Congratulazioni! E anche dei piccoli classificata. La classificata è Elena Pierantoni. La nostra Lady Eleganza. Foto di riti insieme. La prima classificata, Lady Perla Veneto, che ci raggiunge in finale il 15 di ottobre della seconda categoria, Claudia Stocco! Seconda classificata per la prima categoria delle lady, Carlotta Poracco. La prima classificata per la prima categoria delle lady, che ci raggiunge anche lei in finale regionale al Podere La Torre, siete curiosi di sapere chi è? La prima classificata è Francesca Scaramello! La settima classificata di questa sera per la categoria delle Miss è Elisabetta Tarazzo. Sesta classificata, Miss Gambe Lunghe, è la concorrente Ilaria Fabris. Complimenti! Quindi la quinta classificata Miss Cinema di questa sera è la concorrente numero 12, Fai Big Media. Anna Rusu! Andiamo a premiare la terza classificata, quindi Miss Simpatia di questa sera. È la concorrente che porta il nome Viviana Cogo. Quindi la seconda classificata Miss Eleganza di questa sera, premiata appunto da Edoardo, è la concorrente che porta il nome di Laura Donato. La prima classificata